Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A Vibo la grande festa per la Vibonese che torna in Lega Pro. Vediamo. La decisione della Corte d'Appello federale che di fatto riporta la Vibonese in Serie C è il riconoscimento della correttezza della società rossoblù e la vittoria del rispetto delle regole. Un risultato arrivato proprio in dirittura d'arrivo ma in tempo per disputare il campionato che spetta alla Vibonese, come sottolinea il direttore generale Danilo Beccaria. Meglio tardi che mai. Meno male che abbiamo vinto questo ricorso. Purtroppo la squadra dell'anno scorso non verrà restituita, però quantomeno la categoria sì. Cosa si può fare adesso perché i tempi stringono? In questo momento nulla, perché siamo sospesi tra la Serie D e la Lega Pro, quindi volendo non possiamo manco fare contratti professionistici. Dobbiamo aspettare che venga ratificata la Lega Pro e nel frattempo stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva. Vogliamo ripartire da quello che abbiamo fatto di buono nel 2017, quindi dalla seconda parte di campionato. La squadra di Campilongo ha preso subito la notizia ieri pomeriggio, quando ancora stava giocando l'amichevole infrasettimanale alla Mezze Terme contro la Mantea, per la cronaca vinte 3-1. Grande l'esultanza dei giocatori che al rientro in città sono stati accolti da un nutrito gruppo di tifosi festanti, ma l'allenatore preferisce stare ancora con i piedi per terra in attesa della ufficializzazione da parte della Lega. Fin quando non c'è l'ufficialità completa io sono sempre vado un po' con i piedi di piombo su certe situazioni. Certo, la contentezza è tanta e questo sicuramente va dato merito e va dato veramente qualcosa di straordinario al nostro presidente, insieme a Beccaria, presidente Caffa e Beccaria, che hanno fatto veramente qualcosa di grande. Se lo meritavano per quello che abbiamo fatto alla fine del campionato l'anno scorso, per come è gestita questa società, perché veramente è una società modello, una società in cui non possono dire niente di questa società, perché è una società veramente che in questa categoria è difficile trovarla. Si lavora quindi ancora su un doppio binario, la squadra è pronta. Diciamo che noi, anche se eravamo in D, però sicuramente già stavamo costruendo una squadra per giocarcela alla fine con quelle 3-4 squadre che partono per vincere il campionato di D. Naturalmente adesso con questa notizia viene un po' capovolto un po' anche il discorso degli under, dei giovani, e quindi ci sono tanti giovani che sicuramente poi li manderemo a giocare, perché poi alla fine questo è un campionato duro, difficile, dove abbiamo bisogno di gente di categoria e quindi lì bisogna incominciare a guardare al futuro su questo.